Dario Bond, di nuovo consigliere e addirittura subito assessore. Un ritorno a Palazzo Ferrofini, una soddisfazione, ma soprattutto si tornerà a dare importanza alla montagna. Insomma, con il risultato elettorale che c'è stato in provincia di Belluno per Fratelli d'Italia e mio personale, penso che sia anche abbastanza scontato che poi ci sia un riconoscimento in giunta regionale. Dicevo stamattina a dei suoi colleghi che l'operazione assessorato di montagna è un'operazione bella, avvincente, che però deve essere costruita da zero, quindi dovremo costruire un'impalcatura tale per cui intanto che stia in piedi e stia in piedi anche dal punto di vista normativo, e lì c'è la legge sulla montagna approvata dalla Camera dei Deputati e del Senato, e poi c'è anche un passaggio a livello finanziario, perché non si può fare la festa senza praticamente i piatti. Arrivando dalla montagna, adesso c'è Milano-Cortina, ci sono le Olimpiadi o Cortina-Milano, come si voglia dire, un impegno importante ma anche impattante sul territorio, con le opere. Sono percorsi che hanno già avuto un inizio, troveranno la fine magari un po' dopo le Olimpiadi su alcune opere, alcuni finiranno proprio là a ridosso del periodo olimpico. E comunque è una grande promozione per Milano e per Cortina, o meglio per Cortina e per Milano.